Presentato ieri nel corso di una conferenza stampa Angelo Costa, il neodirettore generale del Licata Calcio. All'iniziativa sono intervenuti il vice sindaco Antonio Montana e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto a presentare Costa e due patron giallo-blu Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino. Tra le novità della conferenza stampa si è parlato degli ormai imminenti lavori di ristrutturazione dello stadio di Licata che potrebbero partire già dai primi di marzo. Domenica scorsa ci sarà la partita tra Licata e Cittanova con calcio d'inizio alle ore 15 e potrebbe essere l'ultima di questo campionato. In tal caso la società licatese ha individuato nell'impianto di Ravanusa lo stadio comunale saraceno, il campo dove si dovranno disputare le gare casalinghe delle ultime partite di stagione. Parliamo della prossima partita, mister. Il prossimo impegno è un impegno pari come quello che è stato col Paternò contro una squadra che in questo momento è in una situazione di classifica precaria e cercherà domenica di venire a fare punti e risollevarsi un po' da quella che è la loro situazione di classifica. Però noi di contro dobbiamo fare una grande prestazione, riscattarci dell'opaca prestazione fatta domenica con Sant'Agata, cercare di vincere questa partita e prendere questi 3 punti che ci avvicinano, se non quasi matematicamente, all'obiettivo prefissato all'inizio stagione. Ha detto che nell'ultima sfida mancavano 2 dei 3 difensori centrali, questo insomma è stato difficile da gestire. Adesso come sarà? Verranno recuperati? Stiamo lavorando e i ragazzi, Orlando sicuramente recupererà, Calaiò è molto probabile che recuperi anche lui e vedremo, ancora ci sono 3 giorni per arrivare alla partita, speriamo di arrivarci bene con tutti gli effettivi tranne Cappello che è ancora ai box, però tutti stiamo bene, abbiamo voglia di riscattarci di quel risultato fatto domenica, cercare di regalarci e regalare ai nostri tifosi, a tutti noi, un grande risultato con una grande prestazione. Rimane sempre vivo il sogno di raggiungere i playoff? Intanto assicuriamoci quello che abbiamo detto all'inizio stagione, arrivare alla salvezza prima possibile, vincendo domenica ci arriveremo con 9 giornate di anticipo e già è stato un bel traguardo in considerazione dell'organico, di tanti ragazzini che abbiamo in organico e poi vedremo, poi chiaramente se sei lì a lottare per altri obiettivi sicuramente non ci tireremo indietro e ce la metteremo tutta per arrivarci e darci questa soddisfazione. L'innesto del neodirettore generale? Angelo lo conosco bene, abbiamo lavorato anche insieme tanti anni fa a Licata, è un ragazzo che ha voglia, un ragazzo che ha stimoli, sicuramente sarà una figura importante all'interno della società.